È una situazione complicata che adesso vedrà anche un rallentamento. L'appello che faccio, l'ulteriore appello dopo quello della responsabilità che evidentemente non c'è stata, è quello di far veloci, nel senso che è fondamentale ristabilire una linea governativa, una stabilità governativa che possa consentire ai sindaci e ai cittadini di affrontare un'estate e soprattutto un inverno che si prevede molto complicato. Arrivati a questo punto, con una maggioranza che si è avvitata su se stessa, non resta altro che fare presto, andare alle urne e dare pieno mandato a un altro esecutivo. Così il sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto Mario Conte nelle ore del requiem al governo Draghi. La responsabilità, dice il primo cittadino, è tutta del Movimento 5 Stelle e forse lo stesso premier uscente ha accelerato la sua dipartita. È stato Draghi stesso a mettere in discussione il suo stesso governo dicendo che non c'era più la stabilità, dimettendosi una settimana fa e presentandosi in aula ieri con uno spirito tutt'altro che conciliante, ma evidentemente l'obiettivo era quello comunque di confermare le sue dimissioni. Quindi non saprei dirvi se io fossi stato a Roma, perché io sono a Treviso ed è giusto che chi invece ieri era a Roma ci spieghi quelle che sono state le dinamiche e soprattutto quella che sarà la strategia per il futuro. Insomma, lo stesso Conte, uomo forte della Lega in Veneto, si tiene lontano dalle dinamiche romane che hanno portato il partito salviniano a staccare la spina. Più esplicito il sindaco di Zero Branco, area centrosinistra, tra i primi firmatari della lettera pro Draghi. Bisognava scegliere, e scegliere anche con il cuore oltre che con il cervello, e quindi la politica doveva riprendersi la dignità che dovrebbe meritare. Invece lo spettacolo a cui abbiamo assistito è tutt'altro, quindi non c'è purtroppo in questo momento una certezza. Analisi simile, ma non del tutto, anche per il collega di Conegliano, coordinatore di Forza Italia, partito che ha registrato 2 pesanti addii, Gelmini prima, Renato Brunetta poi. È una cosa paradossale che può esistere solo in un paese come il nostro. Tra l'altro un comune come Conegliano, che è passato da 4 milioni e mezzo di euro di investimenti in bilancio a 21 milioni proprio grazie alla capacità di intercettare i fondi del PNRR, oggi rischia di trovarsi in difficoltà. L'uscita del Movimento 5 Stelle ha creato uno scombussolamento di tutto quello che era il sistema della maggioranza e ci troviamo oggi in questa situazione in cui il Premier non aveva più i numeri per avere una maggioranza certa, per cui anche Forza Italia e la Lega si sono trovati nella situazione di non aver più una prospettiva di fronte. I timori per l'attuazione del PNRR sui territori più che striscianti sono conclamati. Per la Marca si tratta di una partita da oltre $500 milioni. Solo i progetti sociali ammontano a 17 milioni, con i comuni in attesa di dettagli procedurali per passare all'operatività. Noi ci auguriamo che possano assolutamente andare avanti, perché sono delle necessità del territorio che si vanno poi a collegare alla pianificazione regionale dei piani di zona.